È un momento storico importantissimo per la nostra regione, perché Verona ospiterà per la prima volta un convegno importante di acqua pubblica europea, quindi tutti i maggiori gestori della risorsa idrica in Europa si troveranno a Verona grazie all'impegno di Viveracqua e di Acque Veronesi con il presidente Mantovanelli, in un momento storico in cui la risorsa idrica è un qualcosa di fondamentale, strategico e importantissimo per il futuro del nostro territorio. Come Regione Veneto siamo al fianco dei gestori idrici veneti per portare avanti progettualità di sviluppo e per garantire ai cittadini una continuità nella risorsa idrica. Il vantaggio per noi di Viveracqua di essere parte dell'assemblea, appunto dell'Associazione Europea dei Gestori Idrici Pubblici, è proprio quello di confrontarci con i colleghi del continente sulle migliori pratiche e di andare a lavorare direttamente alla fonte sulla discussione delle direttive comunitarie. Il fatto di portare in Veneto, a Verona in particolare, l'Assemblea Generale di Acqua Pubblica Europea per la prima volta è sicuramente un grande motivo d'orgoglio, soprattutto in un momento come questo in cui l'acqua è diventata veramente uno dei temi centrali del dibattito pubblico. Prima per i 2 anni difficili che abbiamo avuto legati al tema della siccità, poi come capita purtroppo ciclicamente abbiamo visto che sono arrivate purtroppo anche degli allagamenti, delle inondazioni. La corretta gestione idrica rappresenta sicuramente uno degli impegni più importanti e delle sfide più interessanti in ottica futura. I 2 perni sono il risparmio idrico, quindi una oculata utilizzo dell'acqua, e evitare sprechi, quindi ridurre le perdite nella rete acquedottistica. E poi l'altro filone importantissimo è quello del riuso, quindi trattare l'acqua come una risorsa dall'inizio alla fine del suo ciclo. E questo sarà anche il tema degli incontri che verranno fatti in seno all'Assemblea di Acqua Pubblica Europea.